Terzo turno nel campionato di eccellenza a Girone B e terzo incrocio tra le due compagini con lo stesso risultato finale. Cortomuso per i mamertini di Bognanni che rimangono a punteggio pieno in compagnia di Modica e Vittoria. Da rivedere la Rosmarino che pecca di cinicità e non ha ancora segnato in stagione. Parte bene il Milazzo che potrebbe colpire dopo 8 minuti ma Sendin si rifugia in corner. Biondo invece dalla parte opposta in precario equilibrio calcia al 18esimo ma senza impensierire Piccioni. Metà della prima frazione e il Milazzo capitalizza al meglio una ripartenza finalizzata da Franchina su assistenza dalla sinistra di Corso. Terzo centro per il classe 94, bravo a calciare il classico rigore in movimento. Prova ad approfittarne la squadra ospite e Damaci tenta alla mezz'ora ma Sendin si rifugia in corner. Stesso copione 5 minuti più tardi, stavolta a provarci il Locantro, ma Sendin, sempre attento, smanaccia. Ripresa ben approcciata dai padroni di casa e Muschio al 51esimo per poco non ne approfitta della spizzicata di Sirvent, con Piccioni che ha la meglio. Rosmarino che insiste e fallisce una doppia occasione subito dopo. Prima Muschio, sulla ribattuta si avventa Biondo, ma Piccioni si salva in corner. Porta Mamertina che non viene bucata nemmeno al 69esimo quando è troppo tenero il colpo di testa di Sirvent. Numero 7 che appoggia al 73esimo per Vergara ma la conclusione dell'11 biancogranata non inquadra lo specchio. Continua il forcing dei ragazzi di Tomasi e un'altra doppia chance viene sprecato al minuto 78. Sirvent apre troppo il piattone, Biondo non ci arriva per un soffio. Prova ad alleggerire la veemenza il Milazzo, ma il colpo di testa di La Spada non solletica Sendin. Stesso esito qualche minuto più tardi per la conclusione di Scolaro con l'estremo di casa che si rifugia stavolta in corner. Palpitanti gli ultimi minuti con la Rosmarino che accarezza il pari al minuto 82, ma Biondo perde l'attimo propizio e Locantro gli concede il corner. Passano 4 minuti e nemmeno la palla inattiva di Consiglio riesce a perforare la porta mamertina. L'ultima occasione capita sui piedi di Scolaro che allo scoccare del 90esimo calcia botta sicura ma la trasversale gli nega la gioia della rete. Finisce 1-0 il match del Fresina con il Milazzo che continua la sua marcia in vetta alla graduatoria anche se nella ripresa ha concesso tanto. Più di un qualcosa da rivedere tra le file della squadra di Tomasi che specie nella ripresa ha destato buona impressione ma senza quella cinicità che serve per rimpinguare una classifica che adesso langue.